Maria, is de gratia plena, de gratia stai plena, Nella processione che ogni anno parte dalla chiesa di Bonaria e si irradia in tutta l'area del porto dietro la statua della Madonna, protettrice dei pescatori, c'è oltre il significato religioso la riconferma di una visione del mare antica di millenni. Il mare come orizzonte da esorcizzare, porta aperta agli invasori succedutisi nei secoli. Dal mare vennero cartaginesi, romani, aragonesi, spagnoli, sabaudi. Subito intorno a Cagliari ci sono le coste incontaminate che caratterizzano un po' tutta l'isola. Un'isola che ha i suoi insediamenti principali all'interno. È all'interno che nel corso dei millenni è cresciuta una cultura originale che ha sempre voltato le spalle al mare e che ha meritato a questa terra il nome di isola dalle vene d'argento. È il mondo dei nuraghi, i villaggi fortificati costruiti a migliaia nell'età del bronzo e del ferro. Ecco, a poche decine di chilometri da Cagliari, il nuraghe di Barumini, con il caratteristico fortilizio al centro, a difesa delle abitazioni tutt'intorno. Reperti preziosi della civiltà nuragica, oltre che nel Museo Archeologico di Cagliari, sono conservati a Villanova Forru, ordinati in un museo piccolo ma esemplare. Il museo si collega al mondo attuale con mostre anche di prodotti tradizionali ancora molto popolari. I dolci, per esempio, gli amaretti, le galetinas, ciambellinas, i biancheddus, i pistoccus finis.